Presidente Finozzi, si è concluso da poco un convegno sul plebiscito a 150 anni da questo evento. Ecco, una considerazione da parte sua di un pezzetto di storia che anche gli esperti internazionali hanno detto poco viene considerata. Infatti credo che i tempi siano maturi per andare ad analizzare quel periodo storico con maggior tranquillità. Mi ha fatto molta impressione un piccolo aneddoto che Franco Rocchetta ha raccontato durante questo convegno, che nel 1978 lui ha cercato di parlare di questo periodo storico del Veneto in un convegno a Castelfranco. E gli hanno impedito, gli hanno tolto il microfono, hanno impedito che lui potesse parlare di questo fatto. Credo che oggi invece i tempi siano maturi, che si possa dare una lettura più serena e che ci permetta di capire meglio la nostra storia, perché capendo meglio la nostra storia magari abbiamo più chiarezza di quale può essere il nostro futuro.